Carmen Consoli alle 10:19 su Studio 90 Italia di questo lunedì 24 dicembre, la vigilia di Natale. Sono molto contenta di poter salutare direttamente lei che ama la nostra terra. Tutto cominciò per i pubs, mentre cantava rock, blues, per poi sfondare. Ricordiamo anzi a tal proposito anche Francesco Virlinzi e poi i suoi grandi successi, ed è stata nominata da pochissimo Cavaliere della Repubblica la nostra cantantessa Carmen Consoli. Buongiorno. Ciao a tutti amici di Radio Studio 90. Ma che piacere sentirti, Carmen, è veramente piacere mio. Senti, ma Cavaliere della Repubblica, insomma, un'onorificenza veramente grandissima per te, eh? È una grandissima soddisfazione, ovviamente sono sembrano doni che arrivano in attesi, anche forse esagerati rispetto al contributo che ho potuto dare io alla nazione, no? E allora cercherò di meritarmelo. Senti, l'hai dedicata tra l'altro a tuo padre, a Mariella Lo Giudice, sì, e ai giovani, sì, questa onorificenza. Sì, a mio padre perché ai miei genitori, perché insomma mio padre sarebbe stato fiero, orgoglioso di questo, di aver ottenuto questa onorificenza, e Mariella Lo Giudice perché era anche lei cavallerizza. Esatto. E allora avevamo così progettato di iscriverci al maneggio insieme, ecco. E di fare questa passeggiata proprio a cavallo. Senti Carmen, a parte i giovani, tu ti occupi tantissimo di loro, tra l'altro li produci anche, quindi veramente fai tanto affinché la nostra musica, soprattutto la nostra terra, vada avanti anche per quanto riguarda appunto il discorso musicale. Volevo chiederti qual è il consiglio che tu solitamente dai ai ragazzi che produci o comunque ai ragazzi in genere riguardo questo lavoro molto difficile e molto duro ma anche bello, ecco. Sai, i tempi sono cambiati. Tu sei giovane, quanti anni hai? 35. Ecco, insomma, tanto bambina. Giovane no, insomma. Sei una bambina. Carmen, mi hai fatto dire l'età davanti a tutti, ora sono rovinata. Ma 35 anni, io 38. Vabbè, dai, ci siamo allora. Anzi, dico di averne 40, mi piace perché mi conferisce più maturità. Ecco. Allora, quando dico che ne ho 40, tutti quanti, allora, rispetto, capito? Ai miei tempi era diverso, perché ai miei tempi non c'erano tutte queste dinamiche di reality show. C'erano sì, di vari nomi della Rai, che non era proprio un reality, però era un trampolino di lancio per cantanti e non cantanti, per esempio. Esatto, no? ricordo. Adesso questi trampolini di lancio lanciano cantanti, c'è gente molto brava, ma come vedi sono limitate le vie d'uscita, no? Se hai la fortuna di entrare in un reality, in un X Factor, non mi dilungo molto, però veramente è molto difficile oggi per un giovane emergere. Ai miei tempi si diceva, a me non interessa il successo, a Catania c'era questa mentalità, no? Virginzi mi diceva, guarda, se vuoi fare questo, trovati un lavoro e fallo per passione, perché l'artista che pensa ad avere successo si rovina la vita, perché si crea delle aspettative, già l'aspettativa di per sé insomma è un concetto controproducente. Adesso si cerca anche il commerciale, cosa che tu in realtà non fai. Tu pensi alla tua musica, alle tue idee e vai alla grande. Esatto, è come se tu sposi la persona che ami piuttosto che la persona ricca, insomma è un esempio un po' banalotto, però alla fine ho sempre seguito il mio cuore, quindi la musica che ho sempre scritto non è mai stata finalizzata al raggiungimento di chissà quale successo planetario. Poi è capitato, quindi anche col caro Virlinzi eravamo sorpresi di tutto questo, e oggi mi sento baciata dalla fortuna e mi sento veramente una ragazza molto molto fortunata, e cerco ancora una donna molto molto fortunata, sono stata molto fortunata. Oggi quello che cerco di dire ai ragazzi è di studiare molto, perché la musica si studia, non è una cosa che tu fai solo ad orecchio, è importante evolversi, è importante studiarla, è importante seguire il proprio cuore, quindi esprimere ciò che hai dentro, perché questa è l'espressione artistica. Ma ricordi la prima canzone che hai suonato? Che era Quello che sento. No, dico in generale, prima quando hai cominciato a cantare, la prima canzone in assoluto, che canticchiavi? Era Tony Renis, dimmi quando tu sai. Fantastico. Senti, hai fatto l'albero di Natale, Carmen? Parliamo un po' del Natale, di questa vigilia, hai fatto l'albero?
Abbiamo fatto l'albero noi ragazze della Narciso Records, perché devi sapere che la mia azienda è tutta al femminile, questa etichetta discografica. Evviva le donne, vai! C'è mia madre che è tipo la generalessa, io, Elena e Mirella. E poi ci sono tutta una serie di collaboratrici esterne, quindi dal sud c'è proprio un'etichetta discografica tutta al femminile, e tutte quante noi femminucce ci siamo messe a fare l'albero di Narciso con i CD. Bellissimo, questa è una bella idea. L'albero della musica. Bellissimo l'album con i CD, ma cosa vorresti trovare sotto l'albero? Guarda, io vorrei trovare in genere innanzitutto serenità per la mia famiglia, e poi vorrei vedere finalmente come dire, sai, un atteggiamento un po' più sereno anche intorno, non so se mi spiego. Vedo che la gente è un po' nervosa, quindi sto un po' come dire ritirata, perché vedo che c'è un po' di nervosismo, un po' di, ovviamente, di irrequietezza dovuta alla situazione, dovuta a un momento abbastanza difficile che stiamo attraversando. Poi per fortuna il mondo non è finito, quindi... Certo. Senti Carmen, ma cosa non sopporti? C'è qualcosa che proprio non sopporti, che ti dà fastidio? Cosa ti fa imbestialire, ecco? La stupidità, che io stessa porto, sono portatrice sana di stupidità, quindi spesso mi arrabbio con me stessa. No, mi danno fastidio le persone arroganti, le persone che danno giudizi sulle cose, hanno idee insomma assolute, no? Per cui escludono la tua idea e aggrediscono. Questo è anche l'esempio che vediamo quotidianamente in televisione, no? L'esempio e che come? Giovani hanno, non è che c'è il dibattito, c'è chi ha la meglio sull'altro attraverso violenze verbali, no? È vero, hai ragione. E quindi quando parlo di violenza intorno è anche questo, mi dà fastidio la stupidità. Poi ultimamente, grazie a internet, che può avere anche gli aspetti negativi, sono cresciuti tutta una serie, come diciamo a Catania, di scienziati, che tutti sanno tutto. E quindi c'è una conoscenza di nozione, però non c'è una conoscenza profonda, per cui su tutti scienziati. Esattamente. Ognuno sa di tutti i cosi, quindi mi ritrovo gente che fa per hobby la musica, e io lo faccio da 20 anni, quindi sono una professionista, che deve parlarmi delle dinamiche del mio lavoro e mi insegna le dinamiche del mio lavoro, e poi alla fine io dico: ma tu chi fai nella vita? No, Rendi, io vendo macchine. E no. Allora continua a farlo. Quindi ecco, c'è un interessarsi di altri campi con la presunzione di poterne sapere di più, no? Vedo questa, non so se ti capita che qualcuno arriva e ti dice come si deve fare la radio, però nella vita non è che c'è un negozio di biciotteria, capito? Senti, poi tra l'altro tornando anche al tema a noi capita una cosa anche più grave, a noi artisti, tra virgolette, comprendo anche te. Dice: cosa fai nella vita? Faccio la giornalista. Sì, e poi? Di lavoro. Esatto, no, questo è un classico, è vero, mi è capitato tantissime volte. È vero, anche perché faccio pure la cantante, quindi pensate che storia. Proprio non fai niente, sei un parassita dello Stato. Senti Carmen, ti occupi tantissimo di solidarietà, hai partecipato ad Amiche per l'Abruzzo con Paola Turci, con Marina Rai, suonavi il basso in quell'occasione, mi ricordo. Sì. Poi hai vinto con Mio Zio numerosi premi, come il premio Amnesty Italia, che è anche la canzone che rappresenta il telefono rosa, Win Music Awards, insomma di tutto, non si è fatta mancare niente, proprio nulla. Qual è la manifestazione che ti è rimasta più nel cuore, che ti ha proprio commosso? Amiche per l'Abruzzo è stato molto forte, perché era appena scomparso mio padre, le mie amiche Paola e Marina Rai mi hanno stimolata moltissimo. Io non ero in grado di eseguire il mio repertorio in un set solista, e allora loro mi hanno portato su quel palco e hanno detto: senti, facciamo un gruppo. E che gruppo devo dire? Battiato ci ha soprannominato le Valchirie. Senti Carmen, progetti adesso per il futuro? So che ancora non possiamo dire nulla, però ovviamente continui a fare musica, continui a lavorare, chiaramente ci saranno sicuramente tante belle novità presto, Sì, io sto scrivendo, continuo a scrivere, adesso mi sto più dedicando alla mia musica, perché sai, produco anche altri artisti, quindi mi sono anche dedicata ad altri artisti.
anche non giovanissimi come Luca Madonia. Però adesso è arrivato il momento di tirare fuori invece il mio repertorio e ciò che di nuovo voglio dire. Quindi sto lavorando molto, voglio trovare semplicemente il momento giusto per uscire. E noi ti aspettiamo molto presto, Io verrò a trovarvi. Noi ti aspettiamo sempre a braccia aperte. L'invito. No, e noi non vediamo l'ora, ecco Carmen, anche perché hai moltissimi fans che chiamano, che chiedono le tue canzoni, quindi ti aspettiamo molto presto. Ti auguro buon Natale, buone feste, buon anno, buon tutto, in bocca al lupo sempre, comunque anche per questi nuovi artisti che stai producendo, anche Luca Madonia che non è insomma un nuovo artista ma comunque è un grande anche lui. Che dire Carmen, grazie ancora, buona giornata. Grazie a te, buona giornata e tanti auguri a tutti. Noi ti salutiamo con una canzone bellissima, tra l'altro il video mi fa impazzire di questo brano cercasi, lei è Carmen Consoli ovviamente e questa è Studio 90 Italia da Palo 4, per ora è tutto, ma torniamo tra pochissimo.